Servirà anche come sprone in vista dell'Expo 2015. È la nuova legge regionale sugli agriturismi, nuove regole per supportare questa forma di accoglienza rurale ad essere più competitiva anche nell'ospitare milioni di stranieri attesi in Veneto di rimbalzo dalla Lombardia. Dobbiamo promuoverle, dobbiamo valorizzarle perché sono il nostro petrolio, sicché essendo la regione turistica più importante d'Italia e tra le più importanti d'Europa dobbiamo continuare su questa linea, dobbiamo saperci vendere bene. Oltre 1300 gli agriturismi in Veneto, quasi la metà nelle province di Verona e Treviso. Da oggi avranno gli obblighi ma anche le tutele forniti dalle nuove norme. Viene fissato il rapporto tra spazi, capacità produttiva e pasti. Almeno il 65% dei prodotti utilizzati dovrà nascere nell'azienda stessa, un altro 20% provenire dall'area circostante. Addio al massimo annuale di aperture, facilitate le autorizzazioni. Oggi sono autorizzate oltre 1300 aziende agrituristiche e poi l'accompagnamento per investimenti materiali e immateriali attraverso il piano di sviluppo rurale con 35 milioni di euro. E intanto approda in Commissione regionale un'altra legge, quella sullo stop al consumo di suolo. Loro, gli agricoltori, hanno collaborato attivamente alla preparazione della legge regionale e confermano che c'è molto di buono. Maggior opportunità alle nostre aziende e soprattutto dei messaggi più chiari appunto ai fruitori dei nostri servizi. Resta però ancora una mole di burocrazia, tabelle, controtabelle da rispettare in un impianto complesso. A detta poi anche di operatori, controllori e così via, crea non poche difficoltà anche nelle persone che ci verranno a controllare e la cosa non è assolutamente da trascurare. Le imprese dovranno presentare un piano agrituristico aziendale entro il settembre 2015, lì si valuteranno l'efficacia ma anche eventuali lacune delle nuove norme. Intanto ci sono grandi aspettative per il programma di sviluppo rurale europeo del nuovo quinquennio che dovrebbe portare sostegni e risorse.